Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano. Ho appena finito il Mondiale 88 e senza neanche sapere i commenti, le cose del Gran Premio, cioè della vittoria dell'88, sono subito all'89, una voglia di giocare, è strepitosa e stampo una pole position mostruosa, torno in pole position a Ayrton, ma sta McLaren 6 così in tutte le gare, la sento veramente alla grandissima, speriamo sia così sempre, voglio vincere già in Brasile. Abbiamo un Prost addirittura settimo. Prost non comincia bene il mondiale. C'è ancora sotto shock dopo l'88 e godo. No, speriamo non ci sia pioggia. Asciutto, ok, perfetto. Vai raga, qua c'è anche la classifica, bene. Molto molto più bella questa moda a livello di sovraimpressioni. Godo, godo, godo. Fiori si può partire subito a bomba. Oh, Berger secondo. Berger parte sempre a bomba. Siamo ancora con Ayrton, voglio il secondo mondiale consecutivo. Se il buongiorno sole del mattino sta McLaren la sento molto meglio, Però bisogna capire se anche la macchina a livello di affidabilità è uguale all'altro anno, anche se l'altro anno ho rischiato per quel problema elettrico. Però c'ho un altro guidare, Devo subito approfittare se Prost è un po' indietro, abbiamo capito che sti mondiali con Prost ce li giochiamo all'ultimo respiro. Mamma mia. Ah, ma sono già in fuga. Cazzo, la qualifica per poco l'ho vinta, ma in gara mi sembra... Facciamo vedere quanto riesco a prendere meglio le curve. Questa McLaren pompa che è una meraviglia. E poi chiaro ragazzi che non ho testato tutte le mode, se qualche gara salta ho pensato metti, non so, 2 o 3 gare crashano, che può essere. Magari rifaccio altre gare a caso con un sorteggio mentre registro, cioè si può fare così ragazzi, cioè adesso vediamo, io non voglio mettere mani avanti, ne ho testate non tutte le gare ma tante gare per ogni anno, speriamo bene. Comunque le stagioni le facciamo a costo di fare 100 volte la stessa gara, non mi interessa. Sta volando Ayrton. Dai che andiamo a vincere in Brasile. Troppo bella per essere vera. Di solito quando facciamo queste vittorie, ricordo anche sulle mod, quelle anni 90 e 2000, poi arrivano le gare bastarde, quindi non voglio cantare vittoria, certo. Questa gara è imbarazzante, dopo tanta sofferenza arriva la prima gara dell'89 ed è qualcosa di meraviglioso. Guarda come giro però, Prost è quarto comunque, rimonta lei. Mamma mia che McLaren, signori. Se penso al Brasile dell'anno scorso, calma, calma, calma. Ecco, vedi. Troppa confidenza. Dopo 13 secondi supera Gerhard. Magic, mamma, fiore va. In qualifica per 2 decimi ho preso la pole, in gara è imbarazzante.
Tanto nessun ritiro per ora. Forse la gara. Abbiamo buggato il Brasile, Fioi. Il suo 10% però. Che volevo fare 3 gare, però. Adesso vediamo, perché se la macchina è così bella da guidare possiamo rimettere anche magari, non dico 20, ma un 16% volentieri. Stiamo pitturando qua, signori. La prossima gara mettiamo il 16% però, Poi vediamo se siamo proprio così forti, possiamo aumentare il livello, ma non vorrei osare troppo. Certo che ragazzi non sbaglio una curva. Mamma mia. La McLaren ha portato un missile qui in Brasile. ...21 secondi in 5 giri, Fiori. Prost è già terzo comunque. Ayrton vuole vincere in casa. Se penso la differenza con la prima gara dell'anno scorso, ragazzi, sta McLaren è di un altro pianeta. Ma non sarà sempre così, ragazzi, conosco troppo GP4. Yellow flag, Prost secondo intanto, fa 3 incidenti, ai ai ai, e ne approfitta Alain che è già secondo. Intanto Alain è già secondo. E inizia l'ultimo giro per il campione in carica Ayrton da Senna. È arrivato Johnny Herbert. C'è il signor Johnny Herbert. Ultime curve per Senna che ha letteralmente distrutto gli avversari oggi. Massacro a Rio de Janeiro, signore. Dopo tanto vinciamo una gara proprio in relax. C'è da dire che avevamo ancora la macchina migliore, ma ha una guidabilità che in confronto a quella dell'88, che teoricamente dovrebbe essere più forte e devastante, almeno per il mio stile di guida. Ecco, appena detto. Piccolo errore di distrazione di Ayrton. Ultime curve per Ayrton Senna, che va a vincere subito dominando il Gran Premio do Brasil. Oh yes baby, oh yes baby, oh yes baby. Ragazzi, altra pole, ma stavolta 2 secondi a Mansell, Fiori. Io non so, forse per la prima volta nella mia vita devo mettere un professionista, cioè non ho parole, Fiori. Un dominio, prime 2 gare, sento una macchina che va da sola praticamente. Prost sesto, Fiori, calma.
Non è prevista pioggia. Ok. Raga, devo approfittare finché è così, Adesso per oggi ne registriamo solo 2 perché sono stanco dopo le gare che ho fatto dell'88. E si va. Vediamo se veramente c'è. Ma sì, ma non c'è storia. Devo alzare incredibilmente il livello di difficoltà. Salvo guasti meccanici. Per carità, Imola è una gara che amo, però è che la macchina è devastante, devastante, ragazzi. Imola 2 secondi. Dico, in Brasile 2 decimi. Dopo in gara ho stravinto. Ma qua si prospetta un altro dominio, signori. La macchina perfetta non esiste. Cioè, ragazzi, è incollata alla strada. Cioè, abbiamo già quasi 5 secondi in un giro. Per la prima volta proviamo un livello veramente il penultimo. Cioè. Boom. Tanto approfittiamone, tutto avrei pensato, ma non una cosa del genere, ragazzi, vedendo lo stagione 88. Prost è senso, Prost è in difficoltà comunque. Godiamoci 2 gare rilassanti, salvo errore mio o problema tecnico. Che sappiamo che GP4 è spietato. Ma un dominio così neanche con la Ferrari degli anni 2000, cazzo. Ecco, guarda. No. Ecco, visto? Basta un attimo. Troppa confidenza e salutiamo. Però ho talmente un vantaggio grosso che posso star tranquillo. Sembra che sta chicane, come la prendo. Imbarazzante per la concorrenza. Cioè, nonostante l'errore fastest. Cioè, ormai non vado a rifare la gara, ragazzi, aumentando le difficoltà, cioè. Veramente, se no divento rincoglionito. Ne approfitto, nel senso, se avrei fatto questa difficoltà qua. Non pensavo però di dominare così. La macchina è letteralmente incollata alla pista. Mamma mia. No, mamma mia. Ecco, sempre in campana però Ayrton. È un giro perfetto.
che lo porta dritto in pole position. Prost sempre sesto, ragazzi. Questa può essere veramente una grande notizia. Signori, spettacolo. Spettacolo a Imola. Uno che senza parole, mai vinto così. Prossima gara proviamo a passare professionista, che mi fa un po' paura, visto che di solito prendevo 102 secondi a giro. Ma questa McLaren è a dir poco afrodisiaca. Prost è quinto, prova la rimonta Len, ma il piccolo Len è annichilito in questo momento. Distrutto Len. Pochi ritiri anche, vedo che rispetto all'anno precedente le macchine hanno più affidabilità. Stiamo macinando record su record. Il cume macina. Stiamo pitturando, signori. Otto, 29, però è fastest. Prost è quinto. Mamma mia, un minuto, cioè addirittura stiamo, fra un po' doppiamo qualcuno. Signori, non so che dire. Se questo è il ritmo devo mettere livello Asso, se metto Asso mi gaso però. Porca miseria, mai successo in 2000 mod registrate o giocate. Dopo l'89 però ripartiamo con la 2009, facciamo una moderna, due vecchie, una moderna, due vecchie. Ma se capite come sto guidando? Una goduria, però chiaro che non posso fare un mondiale così. Prost è sempre quinto. Che Mac, signori, che Mac.
McLaren sublime. Senna regale. Anche Massa ha portato via tantissimo, ma che strano. Non ho parole veramente. Non è fastest. Prost è già terzo, da quinto. Ragazzi, Prost comunque, se arriva secondo ancora, c'è tutta la mia figaggine, serve a poco, nel senso. Deve essere un modo per guadagnare più punti e approfittarne di un livello che deve essere aumentato. Dopo va a raddoppiare gli altri, cioè pazzesco. Molto bene. Devo usare gli avversari, cerchiamo di non far cappelle. 27, 28, 29. Mamma mia, è difficile commentare. Sta anche recuperando Massa qualcosa. ...54 secondi. Attenzione, oddio. Almeno vediamo le altre macchine. Pianino, tranquilli. Sono troppo più veloce, Mamma mia, esternazzo puro. No! No, calma, ho 1000 secondi. Visto come basta un attimo. Se mi beccava un doppiato, ciao. Mamma mia, ragazzi. Da brividi. E inizia l'ultimo giro, ma panicata mostruosa. Prost terzo. Mamma mia, l'ho rischiata tanto però, Potevo buttare via tutto in un minuto, in un istante, in un amen. Comunque pochi chilometri separano Ayrton dal secondo successo stagionale consecutivo alla seconda gara. Due vittorie. Percorso netto per il brasiliano, campione in carica. Devo solo chiudere.
Ultime curve. La torsida brasiliana è già in festa, che è arrivata in massa qui a Imola. Ma non Pippo Massa, eh. Pippo Massa arriva tra qualche annetto. Signori, Ayrton vince il Gran Premio di Imola, seconda tappa del mondiale, 2 su 2, 2 pole, 2 vittorie per il talentissimo brasiliano. Yes, yes, yes! Yes! Winner! Sì! Dopo 2 gare, dominio assoluto, Senna 18, Prost 10, McLaren 28, Ferrari 12, 2 Senna, 2 McLaren, 2 Senna, 2 McLaren. Raga, un saluto dal Comandante Veneziano, prossimo andiamo a professionista, mai fatto in vita mia. Raga, alla prossima, ciao!